Dobbiamo far sì che la nostra sanità torni ai livelli di eccellenza del 2010 e dobbiamo farlo svuotando la sanità dei politici che l'hanno occupata. Dobbiamo rimettere la sanità in mani sicure e in mani competenti, riorganizzandola e riducendo le sprechi e le inefficienze. Certo che si può, perché partiamo dal presupposto che io ridurrò le USL da 21 a 8, con un risparmio importante sulla spesa pubblica e quindi riuscirò ovviamente a ridurre questa spesa assolutamente vergognosa a carico soprattutto delle famiglie più in difficoltà che addirittura oggi non vanno più a farseli quegli esami perché non possono pagarseli. Beh, credo che sia una vicenda vergognosa. Per le beghe interne alla Lega Nord questa struttura ancora non è stata realizzata, ma non si è nemmeno deciso dove realizzarla. Quando sarò Presidente del Veneto mi siederò intorno a un tavolo insieme al Sindaco di Padova e definiremo in tempi molto brevi quali sono, le condizioni migliori per arrivare ad una realizzazione di un polo ospedaliero che è fondamentale per il Veneto e per Padova stessa. La riduzione delle USL abbiamo fatto un calcolo che almeno 50 milioni di euro verrebbero risparmiati per essere riversati sul territorio in servizi di prossimità. Quindi noi vogliamo che la sanità torni ad essere vicina ai cittadini, come penso per esempio che in questo modo si potranno certamente aumentare i servizi domiciliari.